Salve, questo è un video in cui voglio mostrare come, tramite l'applicazione di alcuni semplici principi generali, sia possibile uscire relativamente indenni dall'apertura anche contro un giocatore di forza nettamente maggiore. In questo caso ho giocato contro il computer perché, di fatto tutti a casa abbiamo la possibilità di giocare contro un computer. Le mosse che ho giocato in questa partita sono D4, mirando all'affiancamento dei pedoni centrali, al che il computer ha risposto con cavallo in F6, mirando al controllo di D4 e impedendo la spinta immediata E4. Io che voglio giocare la spinta in E4, gioco cavallo in C3 in modo che questa casa sia controllata e la prossima mossa possa spingere l'E4. Il nero tuttavia, giustamente, ovviamente me lo impedisce. E adesso io per giocare E4 ho alcuni problemi. Come posso fare a giocare E4? Il modo più semplice che mi viene in mente è prepararlo tramite la spinta in F3. F3, dopodiché posso tentare di spingere l'E4. Tuttavia è possibile che il mio avversario me lo impedisca sviluppando semplicemente l'alfiere in F5, che controlla ulteriormente la casa E4 sia con l'alfiere sia col cavallo che con l'alfiere. E una volta che gioca l'alfiere in F5 io potrei essere costretto a controllare E4 in maniera diversa, ovvero potrei essere costretto a giocare direttamente E3 e poi l'alfiere qui in D3 in modo da controllare un'altra volta E4. Ok, quindi il piano sostanzialmente prevede la struttura pedonale F3, E3, D4 e successivamente si spera E4. Ok, così la partita è continuata con alfiere in F4. Che c'entra alfiere in F4 con questo piano? Non molto, non molto. Però semplicemente è una mossa di sviluppo per portare immediatamente l'alfiere fuori dalle case scure. Non è una mossa particolarmente buona, ma non è nemmeno particolarmente cattiva. L'ora dal canto suo continua a svilupparsi in maniera molto tranquilla, piazzando l'alfiere in F5, come ho detto, e mettendo ulteriore pressione sulla casa E4. Da notare che io ho un piano a disposizione per l'avanzata in E4, solamente perché ancora non ho piazzato il cavallo in F3, perché se l'avessi piazzato in F3 ovviamente il pedone non potrebbe avanzare. Ok, partita è continuata seguendo il piano che ho detto prima, con E3. Lui prosegue in maniera simmetrica con E6, anche lui liberando la diagonale all'alfiere camposcuro, e a questo punto ha giocato alfiere in D3, come detto prima. Ora di fatto io minaccio la ricattura dell'alfiere, in questo modo probabilmente mi rovinerei la struttura pedonale. Quindi lui ha sostanzialmente due possibilità. Una è ritirarsi qui, e a questo punto se io lo catturo lui rimangia di pedone e la colonna H diventa libera, il che non è particolarmente piacevole perché potrebbe essere la base per un attacco. E quindi lui semplicemente decide di catturare. Non sono sicuro che sia la mossa migliore, comunque è quella che ha deciso di giocare il computer. Ora, il problema della seconda mossa che ho giocato, cavallo in C3, è che di fatto ostruisce il pedone in C2, che non può più avanzare, che ne so, in C4 per controllare il centro. Adesso, grazie a questa sua cattura di alfiere, io posso ricatturare di pedone in questo modo ed ho un ulteriore pedone che lotta per il centro, controllando sia E4 che C4. Ok, lui prosegue piazzando l'alfiere in B4, che è una naturale mossa di sviluppo, che tra l'altro inchioda il cavallo in C3 e quindi diminuisce anche il controllo su E4. In questo modo la spinta in E4 adesso non è immediatamente giocabile. Io replico con cavallo in E2, in modo da potermi riservare, come ho già detto, di giocare
in un futuro F3, in un futuro F3, e poi dopo l'arrocco il cavallo sarà nuovamente in grado di premere con 3 e 4 e quindi la spinta di rottura pedonale sarà agibile, diciamo. Lui gioca a cavallo in H5. L'obiettivo di questa mossa con ogni probabilità è semplicemente quello di togliermi l'alfiere. Insomma, direi i cambi. E non so, probabilmente anche rovinarmi la struttura pedonale se io ricatturassi di pedone, però di fatto non ricatturerò di pedone, ricatturerò di cavallo. Comunque io arrocco semplicemente, lui arrocca. A questo punto io voglio semplicemente capire che cosa fa lui con questo alfiere. Eh, la mossa di cavallo qui mira ovviamente al cambio dell'alfiere. Una mossa che mira al cambio dell'alfiere, in linea di massima fa pensare che chi vuole il cambio miri a una situazione in cui uno dei due giocatori ha un cavallo e l'altro ha un alfiere. Questo è un piano abbastanza standard, di routine semplice per chi vuole vincere, perché di fatto creando più squilibri possibili, più differenze possibili fra i due schieramenti, di fatto la situazione non rimanendo simmetrica si presta a diventare più sbilanciata e posizioni più sbilanciate sono un modo abbastanza, cioè sono più sicure per vincere, per perdere perché sono anche rischiose rispetto a delle posizioni, come dire, simmetriche. Beh, ovviamente mi sbagliavo perché lui adesso cattura e io adesso posso ricatturare col pedone B di nuovo verso il centro. Notiamo che il mio centro di pedoni è estremamente solido, di fatto dopo la spinta in F3 e 4 verrà quando voglio. A questo punto sta a lui che sviluppa il cavallo in C6. Ora qui io direi che l'apertura è finita, perché di fatto tutti i pezzi sono stati sviluppati a parte le torri. E l'unica cosa, una cosa che non mi torna è che credevo che lui avrebbe tentato alla mossa precedente di aggredire il centro tramite la spinta in C5. Con la spinta in C5 è vero che si cambia, però se non altro dopo che questo pedone qui se n'è andato abbiamo una struttura pedonale di due pedoni contro uno sul lato di donna che potrebbe essere favorevole in futuro. Quindi credevo che avrebbe optato per questo piano. Tuttavia ha scelto semplicemente di giocare il cavallo, non so quale fosse il suo piano. E vabbè, questa è stata la prima partita. L'avversario era discretamente forte. Ora, questo computer non ha giocato benissimo l'apertura, nemmeno io ho giocato benissimo l'apertura. Tuttavia è stata giocata in maniera semplice, cercando, adesso rivediamo, di occupare il centro, sviluppare i pezzi fuori dalla catena pedonale in maniera anche piuttosto semplice e usare i pedoni per controllare il centro, dicevo, sviluppare i pezzi, preparare l'arrocco, insomma tutte cose semplici che tuttavia non hanno permesso al computer di, di farmi fuori in fretta, come spesso accade quando un computer gioca contro giocatori più inesperti. D'accordo, questa era la prima partita, adesso ve ne faccio vedere un'altra in cui invece gioco con il nero. Ok, stavolta gioco con il nero per far vedere come questi principi valgono più o meno per entrambi i colori contro il solito computer. Lui incomincia con E4. Ovviamente l'idea è come al solito quella di creare i pedoni affiancati. Io rispondo con E5 in modo da impedire la spinta immediata in D4. Lui gioca a cavallo in F3 con l'idea di attaccare E5 e preparare anche D4. Notiamo che i cavalli sviluppati in questo modo, questa è una casa di sviluppo molto naturale per i cavalli, perché di fatto controllano ben due case centrali e da qui possono avere una funzione sia di preparazione alla spinta qui, sia di attacco dal pedone già sviluppato. A questo punto io rispondo semplicemente sviluppando ancora il mio cavallo,
e difendendo il pedone, una mossa molto naturale, e lui replica con alfiere B5. L'idea di questa mossa è che sostanzialmente dopo cioè lui di fatto insidia il mio cavallo che ora sta difendendo il 5 in modo che una volta che non ci sarà più il pedone possa essere mangiato. Io di fatto ignoro il pericolo e contrattacco sul pedone. Ho parlato nell'articolo delle mosse di apertura che sono mirate solamente a fare delle minacce inutili, delle mosse che spesso giocano i principianti che mirano semplicemente a minacce di una o due mosse. Ho detto che queste mosse sono da evitare e in effetti sono da evitare. Tuttavia notiamo che tutte le mosse del bianco per ora hanno avuto un carattere comune, che è stato l'attacco contro il pedone E5. E tuttavia non è stato un attacco scriteriato perché è stato sviluppato proprio portando fuori i pezzi, portando avanti lo sviluppo contemporaneamente. Per cui diciamo le minacce vanno bene se sono funzionali anche allo sviluppo, per cui anche se l'avversario difende in qualche modo il pedone oppure il pezzo attaccato o quello che è, comunque le mosse fatte hanno avuto un senso. Adesso dicevo, anche io mi sviluppo contrattaccando contro il pedone e lui risponde arroccando. L'idea dietro all'arrocco è che sostanzialmente se io prendo di pedone, lui eh, dopo donna in E2, torre in E1 oppure donna in E2, ha una notevole pressione su questa colonna e quindi attacca sia il cavallo qui che il pedone, quindi di fatto lo ripete immediatamente dopo, per cui di fatto questo pedone in E4 è protetto. Per cui io continuo il mio sviluppo normalmente portando l'alfiere fuori dalla catena pedonale. Ora, il vantaggio di questa mossa è evidente perché l'alfiere è in una buona posizione. Gli svantaggi tuttavia sono un paio. Il primo è che dopo l'avanzata di pedone in C3 e la spinta in E4 e prima o poi il bianco riuscirà a spingere in E4, il bianco finirà per guadagnare un tempo attaccando il mio alfiere, che di fatto dovrà ritirarsi da qualche parte. La seconda cosa negativa di questa uscita d'alfiere è che di fatto dopo che questo pedone qui si sarà mosso, l'alfiere nemico potrà arrivare in G5 inchiodando il mio cavallo alla regina. E non è molto semplice difendersi da questa inchiodatura perché di fatto se la regina si muove allora è possibile la cattura immediata del cavallo e io sono costretto a questo punto a ricatturare con un pedone indebolendo di brutto la mia struttura pedonale. Comunque questi erano un pochino pregi e difetti dell'alfiere in C5. Poi dicevo C3. C3 ovviamente con l'idea al prossimo turno di giocare la spinta in D4, perché di fatto c'ha sia il cavallo che preme in D4, come detto prima, sia la donna. Quindi di fatto la spinta è possibile, il prossimo turno guadagnerà un tempo attaccandomi l'alfiere. Il mio vero problema è che dopo la spinta in D4 lui avrà un centro pedonale affiancato. Io non voglio che lui abbia un centro pedonale affiancato perché di fatto è una cosa che dà molti grattacapi a chi si deve difendere. Quindi per evitarlo io mangio in E4. Quindi adesso lui può volendo anche spingere in D4. Può anche fare pressione sulla colonna E per ricatturare il cavallo e il pedone. Ricatturerà il pedone ovviamente. Tuttavia, quello che non avrà sarà il centro di pedoni avanzato. Beh, lui gioca donna in E2, attaccando cavallo e pedone, come detto prima, e io rispondo semplicemente eh, tramite D5, difendendo il cavallo. Ovviamente il pedone cadrà comunque, potrebbe già cadere in teoria, perché lui potrebbe tranquillamente catturare di cavallo perché questo cavallo qui è inchiodato al re. Comunque,
eh, attacca il cavallo, io difendo il cavallo con una mossa di sviluppo che controlla anche il centro, quindi anche questa va bene, e lui gioca di 3, io sono costretto a ritirare via il mio cavallo, lui invece che semplicemente mangiare gioca di 4 costringendomi a ritirare l'alfiere, io potrei ritirarlo a questo punto, ops, o in B6 o in E7. Il vantaggio di B6 è che continua a premere su E4 e in generale lungo tutta questa diagonale qui. Quando il pedone in E4 avrà mangiato in E5, quando il pedone se ne sarà andato comunque. Il vantaggio di E7 invece è che protegge il cavallo dall'inchiodatura di alfiere, come spiegato prima. E in questo caso ho optato per l'alfiere in E7. Lui mangia con il pedone e a questo punto io sono costretto a spostare il cavallo. Lo sposto in E4 in modo di metterlo centrale, è diciamo una buona posizione per il cavallo, però non ci resterà di certo molto, perché lui semplicemente fa una mossa di sviluppo e mi attacca il cavallo minacciando poi di guadagnare anche questo pedone con la donna. Quindi semplicemente catturo, lui ricattura di alfiere. Ora notiamo che l'alfiere qua serve a poco, cioè non ha una particolare funzione, anzi non ha proprio nessuna funzione. L'unica cosa buona di questo alfiere è che permette la comunicazione delle torri, che di fatto adesso possono agire in coordinazione. Ad esempio, la torre può andare qui e dopo eventualmente l'alfiere si può addirittura ritirare qui, oppure meglio ancora eh, piazzare in E3. No, in E3 c'è il problema che E3, vedete, eh, di fatto blocca la colonna che protegge sulla protezione del pedone in E5. Quindi probabilmente la cosa migliore per questo alfiere sarà andare in F4, in modo anche qui da proteggere il C5. Sì. Vabbè, a questo punto comunque io arrocco e lui ha giocato cavallo in D4, io semplicemente ho mangiato in D4 e dopo la ricattura termino lo sviluppo con alfiere in E6 difendendo anche questo pedone. Ora, in questa posizione è pacifico che il nero stia meglio, scusate, che il bianco stia meglio, perché non c'è versi, ha un vantaggio di spazio al centro, la sua unica debolezza è il pedone in D4, che tuttavia non è ben chiaro come il nero possa attaccarlo, e tutto questo vantaggio di spazio, credo, non sono un esperto del gioco di attacco, però credo che ci siano persino i presupposti per organizzare un attacco sull'ala di re, magari con alfiere in D3, donna qui. Sì, comunque l'idea è sostanzialmente di creare immediatamente delle minacce di matto in modo che io sia costretto a indebolire la mia struttura pedonale. Dopo che avrò indebolito la struttura pedonale, lui potrà fare delle opportune spinte di pedone in modo da sfruttare l'indebolimento della mia struttura pedonale per aprire delle linee. Quindi ci sarà probabilmente il cambio di questo pedone con questo, il re andrà qui, la torre andrà qui e poi mirerà contro il re nemico, contro il mio re. Quindi, insomma, credo che delle prospettive di attacco ci siano, però la posizione è tutto sommato solida e credo che il nero dovrebbe essere in grado di difendersi senza eccessivi problemi. Come ho già scritto, questo non è un video che mostra come si deve giocare in apertura contro questa variante, è semplicemente un video che mira a mostrare a giocatori che non hanno una particolare infarinatura scacchistica come l'applicazione di pochi e tutto sommato semplici principi generali possa bastare a sopravvivere all'apertura contro avversari anche decisamente forti come può essere un computer. Va bene, detto questo vi saluto e spero che vi sia piaciuto il video. Ciao!